Oggi, 24 maggio, è stata proclamata una giornata di lutto nazionale per le vittime dell'alluvione in Emilia-Romagna. Come sapete, ieri sera è stato ritrovato il corpo della 15ª vittima e vi sono ancora molti dispersi che forse non saranno ritrovati. Noi ricorderemo questo giorno attraverso un minuto di silenzio. Ma prima di farlo vorrei fare due brevi riflessioni sull'argomento. La prima è che fenomeni di questo tipo sono sempre più frequenti e nessuno territorio può esserne a riparo. Ricordo soltanto l'alluvione nel Veneto nel 2010, che fece 3 morti, centinaia di feriti e miliardi di danni, 4.500 sfollati solo in provincia di Padova. E nel 2018 la cosiddetta tempesta Vaia, che in Italia fece 37 morti e 5 miliardi di danni. Mezzo miliardo soltanto nel Veneto. La seconda riflessione è che, come avete visto dalle immagini che arrivano da quei territori, molti sono i ragazzi che sono andati ad aiutare a spalare il fango. Noi certo non possiamo andare a spalare il fango con loro, ma possiamo impegnarci per migliorare l'ambiente. E lo possiamo fare non a parole, ma cambiando il nostro modo di vita e il nostro stile di vita. Ora, per ricordare le vittime dell'alluvione, ci alziamo insieme in piedi e facciamo un minuto di silenzio. Grazie e buona giornata e buona scuola a tutti.